Novità in vista per i titolari di partita IVA. Il governo ha modificato il calendario della rateizzazione delle imposte e ha risolto il problema della doppia rata, la prima e la seconda, in scadenza il 20 agosto. Questo per evitare che nella medesima data, entro la quale va versata anche l'IVA del secondo trimestre 2018 e i contributi INPS, si concentrassero per i contribuenti pagamenti eccessivamente onerosi. Quanto sottolinea in una nota Emiliano Fenu, senatore del Movimento 5 Stelle, che è stato relatore della misura sollecitata al Governo dalla Commissione Finanze del Senato. Secondo il nuovo calendario ci saranno 4 rate di uguale importo, con scadenza rispettivamente il 20 agosto, il 17 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre. Il Governo ha fatto proprio un invito avanzato all'unanimità dalla Commissione Finanze del Senato, sottolinea il senatore Fenu. La decisione presa non sostituisce le più importanti misure che dobbiamo adottare in un'ottica di riduzione della pressione fiscale di prelievo equilibrato e adeguato al sostegno dell'economia, sottolinea Fenu. Tuttavia è necessaria per evitare un eccessivo onere per le partite IVA, considerato che la rateizzazione testimonia di per sé la necessità di cadenzare i pagamenti. Ho constatato che in Commissione Finanze sta avvenendo a creare un clima favorevole nei confronti dei contribuenti, in particolare delle piccole imprese, e di comprensione delle loro esigenze reali, conclude il senatore dei 5 Stelle. Spero che con lo stesso clima si possano accogliere le misure di riduzione della pressione fiscale e di semplificazione della vita delle imprese.